Eravamo rimasti al Padova e adesso devo chiedere una cosa, e che poi la possiamo anche avvicinare alla politica, perché lei è una persona genuina, una persona che ha dei valori. Lei, le famiglie del Padova, perché qui la storia la conosco bene, quando lei c'era erano 3 e a un certo punto, dopo 10 anni, hanno deciso di dar via quasi gratis la società perché avevano speso in 10 anni 40 miliardi. E queste 3 società, questi 3 imprenditori avevano rimesso 40 miliardi, lei era ed è il figlio di uno di questi. Se lei ha avuto la fortuna di partecipare in trasmissioni come Sportive dove c'erano degli esperti del mondo del calcio, della gente che conosce il mondo del calcio, gli abbiamo chiesto a tutti, si ricorda quella trasmissione, ma secondo lei Giordani ci ha guadagnato o rimesso con il calcio Padova? E su 8 ospiti che ci hanno tolto lei 7, credo che 6 hanno detto che lei ci ha guadagnato. Oggi, se uno legge i post su Facebook, Giordani è uno che col calcio Padova ha guadagnato, ha venduto l'Alas, ci ha guadagnato, ha venduto Del Piero, ci ha guadagnato. E non riuscirà mai a far capire alla gente che invece lei con il calcio Padova ci ha rimesso. Questo può essere anche un utile insegnamento per quanto riguarda la politica, cioè tu spieghi alla gente le cose vere, giuste, corrette come sono, però la gente non ci crede. E già Giordani ha detto una balla col Padova ci ha guadagnato, altro che storie, è inutile che ci racconti tutta questa roba qui, ci ha guadagnato. Ecco, nella politica raccontare tutto il vero, tutto il corretto è un vantaggio oppure no? E può fare anche da un certo aspetto mi fa piacere che la gente pensa che in quel periodo si sia guadagnato, perché ne vengo fuori meglio come imprenditore, uno capace, però non è così, per cui purtroppo per me, per la mia famiglia, per le altre famiglie non è così. Nel calcio non guadagna nessuno. Però la gente sa. Ho capito, salvo pochissimi casi, basta leggere un po' di quotidiani o prendersi la briga di andare in internet e guardare i bilanci delle società di calcio e uno capisce subito. Questo è un dettaglio, basta chiedere ai soci attuali del Padova quanto ci stanno guadagnando, nonostante lo sforzo che stiano facendo. Non sono capaci di dire bugie, perché ho una memoria mediocre e di conseguenza il giorno dopo, se dico una bugia, il giorno dopo vado a dire la verità. Ma anche nella mia cultura, per come sono stato allevato dalla mia famiglia, per me la bugia non c'è. Questo è un handicap in politica, può essere, però io dico la verità. Cioè, faccio fatica a assumermi. No, ma era una forte, per delle volte dico dire la verità. Lo so, è sgradevole, qualche volta è sgradevole, non ti credono, e dice non è possibile. Ma non ci crederanno mai, Giordani, non ci crederanno mai, ma per me mi interessano i risultati. Mi interessano stare tranquillo con me stesso, con la mia coscienza e con i risultati. Non è un problema, assolutamente, non è un problema per me. Io dico la verità, dico e si vede. Dico quello che penso, perché non avendo dimestichezza politica, io non sono come Bitonci che è un politico professionista. Cioè io sono da 4 settimane che mi sono immerso in una situazione nuova. Devo imparare, devo capire, devo non fare errori, non devo dire sciocchezze, mi capita, però anche più forte di me. Uno ieri sera mi ha detto, tra la bocca e la mente non c'hai filtri, probabilmente è così, però... Certo, oggi Coalizione Civica ha fatto una conferenza stampa, ha detto che domani si incontrerà anche con lei o domani o dopodomani, insomma. Lei avrà un rapporto un po' con tutti per far diventare grande questa città? Certamente sì, non sapevo di questo perché sono andato via, dato che faccio parte di poteri forti o sono nelle stanze che contano, sono andato via alle 6 stamattina, sono appena arrivato da Milano, per cui ho chiesto io di essere invitato e mi fa piacere dialogare, parlare, ma come sto parlando qua, parlo con loro, non cambio linguaggio, non ho linguaggi politici, non ho linguaggi di nessun tipo, dico quello che penso, dico le mie idee, sono pronto a confrontarmi con gli altri, smussarle, modificarle, magari gli altri hanno idee migliori delle mie e io le apprezzo. Il valore dai colloqui, dai dialoghi avvengono dalle idee. A me piace questo, a me piace, mi fa piacere parlare con la gente, con i miei interlocutori per trovare la soluzione. Sai quante volte nei vari ambiti aziendali che ho fatto che avevo idee sbagliate e siccome, come ho detto, non sono abituato a circondarmi da yes man, ma gente capace, mi dicono no, guarda che stai sbagliando, è meglio fare così. E faccio così, perché se l'altro mio collaboratore, socio, interlocutore
ha l'idea meglio della mia, lo faccio, a me interessano i risultati, non interessano le altre cose. Senta, prima di poi concludere, ci respiriamo un po', mi racconta un po' quelle notti magiche del Padova, perché insomma, al di là, abbiamo parlato un po' adesso, visto che ho questa possibilità di avere una trasmissione io e lei da soli, insomma, le notti magiche del Padova, il Padova in Serie A dopo 32 anni, lei che non dormiva la notte per il Padova, visto che abitava dove andavano in ritiro i giocatori, che bello. I grandi festeggiamenti, guarda, questo è uno dei ricordi che sicuramente la emozioneranno e non poco in uno stadio di Cremona strapieno di padovani. Cioè, per me sono delle emozioni che se uno non le prova sono difficili da capire. Io lo scontro di Firenze per la salvezza, per rimanere in Serie A, io non l'ho visto il giorno dopo, ero in panchina, mi ricordo ancora con la tuta di Nunziata, che ha dimensioni fisiche leggermente diverse le mie, per cui non ero molto gradevole da vedersi, però io la partita non l'ho vista, io mi ricordo ancora che ogni tanto mi alzavo dalla panchina, ero proprio in trance emotiva, c'era Braschi, mi ricordo il nome dell'arbitro, che ogni tanto mi prendeva e mi riportava nella panchina e mi diceva stia qua Presidente, non succede niente. Cioè io ero proprio, l'ho vista il giorno dopo a casa la partita e io la notte in cui ci siamo salvati, siamo rimasti in Serie A ed è stata un'emozione incredibile. E questa, sono andato con i miei figli in discoteca in centro, è una roba incredibile. Presidente, questa invece dopo 32 anni la società Pugina, che era presidente lui in quel periodo, a cui devo molto perché mi ha dato molto in tutti in termini di insegnamento, ha portato il Padova in Serie A, 10.000 persone a Cremona. Che bello, incredibile. Io ho telefonato a tutti i miei amici imprenditori per chiamarli, per sollecitare a prendere dei pullman, ho chiamato tutti affinché tra pullman e treno portare. È stato un lavoro veramente importante, ho ossessionato tutti i miei amici, colleghi, imprenditori, parenti, ognuno doveva offrire un pullman, 2 pullman per portare tutta la gente. È stata una cosa, guardi, a me fa venire ancora i brividi adesso a vedere queste immagini. Ecco, e nel ricordare queste immagini c'è da ricordare anche quello che lei ha detto, perché poi i risultati sono quelli. Il direttore che lei ha preso, il segretario nel primo momento che aveva assunto a Calcio Padova, che si chiama Giovanni Gardini, oggi è il direttore generale dell'Inter. Avevo scelto bene, evidentemente. Aveva scelto bene. Poi ieri sono andato a vedere l'Inter Fatalità e mi accorgo che c'è Bonaiuti che era qui presente, che è il preparatore dei portieri dell'Inter. L'allenatore Pioli che ha giocato con il Padova, il vice Murelli che ha giocato nel Padova, il vice di Murelli che è Lucarelli che ha giocato nel Padova, Nunziata che l'ho visto ieri sera che è l'allenatore, il vice dell'Under 21, cioè aveva praticamente una squadra qui. Una piccola parte di Padova. E ha portato quest'uomo qui, vede l'Alas, che siamo diventati famosi in Italia per l'Alas, eccolo qui, che veniva con gli stivali, con siamo diventati famosi a Padova perché c'era una piccola società. Questo Gabrielli gol col Milan, guardi, certo, di destro, che Cappello allenatore disse che fortuna che ha avuto perché non aveva il sinistro come piede, no? Quindi c'era una piccola società che era famosa in Italia come adesso è il Chievo o qualche altra realtà, che si capiva che, io mi ricordo che una volta Di Livio è uscito dal campo ed è svenuto perché aveva dato tutto e non riusciva a stare più in piedi perché aveva dato fisicamente tutto. È stata una realtà, per carità sarà costato tanto, ma ho imparato un sacco di cose. Si ricorda questa partita? Si ricorda questa partita con il Brescia? Cioè, non so se abbiamo, brava la regia, il gol Claudio, da metà campo di Coppola, eccolo qui, guardate, grande, devo dire bravo Marco e Claudio che hanno estrapolato queste immagini davvero incredibili. E questo gol c'era più acqua che verde lì, insomma. Che bello, che spettacolo, che emozioni, che uno che non ha avuto la fortuna di essere, che bello, che non ha avuto la fortuna di partecipare, di essere attivo. Io con i ragazzi avevo un rapporto anche esagerato, perché dal giorno che è stata ceduta la squadra ha perso tutte le partite, perché uso un termine improprio perché non è giusto, avevano un rapporto talmente familiare, perché la famiglia per me è la famiglia e basta, ma avevano un rapporto talmente di amicizia, amichevole, di lealtà, di correttezza, che dal giorno che è stata venduta la squadra ha perso tutte le partite, escluso una a Cagliari, se non ricordo male. Giordani, perché gli imprenditori padovani non investono nello sport padovano? Perché servono 2 caratteristiche. Posto che io sono entrato qui sì casualmente perché lavoravo nella mia azienda, a un certo punto Pugina mi ha detto vieni, cerca di fare qualcosa, io mi sono appassionato come
tutte le cose che faccio, mi sono tuffato e a me è piaciuto moltissimo questa esperienza, perché servono due caratteristiche. Primo, amare il calcio. Secondo, avere disponibilità economica. A Padova ci sono moltissimi che hanno disponibilità economica ma non amano il calcio e viceversa. In più il carattere di noi padovani, noi veneti, non è che è molto schivo, cerca sempre di stare sotto profilo, non piace essere al centro dell'attenzione. Anch'io inizialmente facevo fatica a abituarmi perché non c'è niente come il calcio che dia popolarità. Cioè io andavo a Milano per lavoro e c'era il cameriere che veniva là e diceva mi raccomando presidente batta il Milan la prossima settimana. E io ero un commensale tranquillo, cioè aveva letto qualcosa, aveva visto le foto. L'Alas quella volta, io ho ancora i giornali a casa, era andato perfino nel Bangladesh New, cioè il giornale, cioè è incredibile. E che non siamo riusciti a utilizzarlo bene perché in termini di marketing è stato eccezionale come risultati, altro che eravamo sempre una squadra che, in Serie A che era più facile che perdessimo che vincessimo e di conseguenza era difficile perché il muro di Berlino ce lo chiedeva quando è stato abbattuto il muro, perché la domenica sportiva, perché i concerti, perché chiaro che eravamo anche forse un po' impreparati, però in termini di risultati c'era anche un altro modo di fare marketing. C'era un modo di fare calcio, è cambiato tutto, però io lo ricordo in maniera... Mi fa una promessa, quando lei vincerà da sindaco, magari ce la porti qui alla sua, non lo so... Ho visto ieri le foto su internet casualmente con un amico, ieri, e sembra un ragioniere adesso, non sembra, senza offese ai ragionieri, ma è bello, tranquillo, tutto questo fatto. Anche loro? Sì, anche loro vuol dire che anch'io? No, loro giocatori rispetto a me, tra parentesi, no, siccome vedo un sacco di insulti su Facebook, mi dicono, no vedo, perché non ho nessun social, sto bene senza nessun social, non ho i capelli tinti, mi dispiace per tutti. Non sono stato io a dirglielo. No, ma vedo sui social, non ho i capelli tinti, mi dispiace, un po' bianchi qua, passano gli anni anche per me, portate pazienza. Va bene, ogni modo è stato un bel ricordo quella Fantastico. Senta, invece ritornando a noi, qual è il segreto per vincere le elezioni, Giordani? Che più gente possibile mi conosca. Quando mi conosce ho risolto il problema. Proprio in poche parole... Ma non perché sono presuntuoso, perché sono onesto, però corretto, leale. Presuntuoso sono presuntuoso perché essendo timido ogni tanto la mia aggressività verbale ne esce, ma nella realtà non sono presuntuoso. Cioè, raschia, Giordani è un buono, insomma, dentro... Sì, sono iper buono. Sotto A me interessa svegliarmi la mattina, guardarmi allo specchio, dormire sereno la notte, essere leale con le persone. Se io, in maniera involontaria, faccio qualche sgarbo a qualcuno, faccio fatica e devo in qualche maniera risolvere il più presto possibile perché mi sento a disagio. Senta, qual è la cosa più bella di Padova che le piace? Se mai detto io Padova la amo moltissimo. Diciamo sotto il salone. Sotto il salone, proprio sotto la passeggiata. Bello. Anche quello lì è un problema da risolvere. Ci sono questi negozi, sono di quei profumi, di quegli odori. Che però uno a uno si lamentano tutti, stanno chiudendo. Lo vedo, e non è un problema di locazione, e questo è il problema, è un problema da quello che so di seconda generazione, perché fare il negoziante è un mestiere difficile, impegnativo, stanno al freddo tutto il giorno, però è uno spettacolo passarla sotto, dalle eccellenze sotto l'aspetto alimentare alla gente, agli odori, è una cosa, infatti con l'amministratore delegato della NAI che dicevo prima, ci sono andato sotto e guardava anche lui stupefatto. L'Olanda ha qualche caratteristica, Amsterdam in particolare, diversa dalle nostre, è splendido. Bisogna far sì che le nuove generazioni capiscano, è una vita di sacrificio, però è un'opportunità di lavoro che è andata... hanno anche una fortuna che vendono specialità, cose particolari, per cui si staccano dalla logica della grande distribuzione. Ed è bello, devo dire che è bellissimo. Senta, è prematuro o la squadra la formerà assieme a quelli della coalizione, a quelli che troveranno un accordo? È doveroso, in termini di programma politico, in termini di accordi, scegliere persone di qualità che mi accompagnano nel percorso. Ecco, nell'eventualità, anzi nella sicurezza, dice lei, che diventerà sindaco, dovrà scegliere un lavoro o l'attività di sindaco, riuscirà... Io ho la fortuna che ho mio fratello, ho la fortuna che ho dei soci in gamba, Renato, Carlo Fantin, ho dei collaboratori in gamba,
stanno facendo anche il tifo per me, perché penso sia anche una bella cosa avere un socio sindaco, devo dire francamente. E dedicherò poco tempo, mi fanno già le battute, probabilmente senza la tua presenza andremo ancora meglio, per cui spero che scherzi, non so se dicono sul serio, può essere, mio fratello in particolare, per cui sono tranquillo. Mi spiace molto oggi di aver lasciato l'Interporto, perché vi garantisco che una delle cose che mi ha fatto riflettere per dire faccio o non faccio è stato l'Interporto, perché voglio vedere la fine delle gru a Portali. Ci abbiamo lavorato tanto, ci ho lavorato tanto, e arrivare a marzo del prossimo anno, del 2018, con la realizzazione completata, mi secca non inaugurarle come presidente, però le inaugurerò come sindaco, non è un problema. Ma l'Interporto, al di là 8 anni, ha fatto un bel lavoro, insomma, proprio piange il cuore, insomma. È bella, è una bella azienda, ti comporta a conoscere un sacco di persone, lavori a livello mondiale, a livello europeo, hai relazioni con tutte le persone che se ne occupano, capisci delle cose fondamentali, è una cosa affascinante. Ecco, per cui il nuovo presidente veramente è tanto fortunato, molto fortunato. Ecco, nel candidarsi a sindaco di Padova, lei sa che completamente cambierà la sua vita, cioè non avrà a disposizione il tempo per la famiglia, non avrà più a disposizione il tempo per l'azienda. Ecco, ne è conscio di questo? Ha messo sul piatto della bilancia questa... Sono perfettamente conscio, l'ho già avuto modo di vedere in queste ultime 2 o 3 settimane che non ho più tempo per fare nulla, se non qualche leggera puntata in azienda. Adesso mi sono preso mezza giornata, 2 mezze giornate, ma il resto, sabato e domenica compreso, lo dedico alla campagna elettorale. Giordani, in questa battaglia elettorale cosa teme di più? Cosa le darebbe fastidio? Cosa le dà fastidio? Ma io spero solo che ci sia correttezza, ci sia rispetto, che non ci siano cattiverie, non ci siano risse. Detesto queste cose, se qualcuno vuole farle le fa da solo, perché non mi trova partecipe. Io capisco, io ho l'idea A, un altro ha l'idea B, cioè tutto ammesso, tutto permesso, nel piano della correttezza e della lealtà, non voglio risse, ma non adesso, neanche dopo, io non farò mai risse. Io non litigo con nessuno, ma non perché sono un buonista, perché il ragionamento, la voglia di fare il buon senso, lo sottolineo 10 volte, il buon senso e l'amore per Padova fanno sì di superare tutte le cose. Abbiamo una città magnifica, la conosci? È bella, dobbiamo valorizzarla al massimo. 6-7 giocatori sono rimasti a vivere qua, e non per merito della società Calcio Padova, ma perché trovano un ambiente. Noi siamo una città che ha i servizi della grande città con la qualità della piccola città. È vero, ci sono dei quartieri che non sono Padova nella qualità standard di Padova. Bisogna migliorare i quartieri, ci sono dei quartieri, la Guizza piuttosto che l'Arcella, che vanno aiutati a dimenticare questa situazione di insicurezza sociale, di degrado. Bisogna elevare la qualità e lo ripeto, non sono Mago Zurlì che risolve i problemi, tutti assieme si risolvono. Senta Giordani, l'ho sentito nelle dichiarazioni che ha fatto e che ho letto, ha detto io farò il sindaco per 5 anni e poi non lo farò più. Perché? Perché è stata una battuta buttata lì? Può essere che sia una battuta, dipende da se che farà cosa bene, succede. Che motivo c'è? Ma perché ha detto perché l'ho promesso a mia moglie 5 anni. Ah, perché ha promesso alla moglie 5 anni, allora sì. Ha dovuto... perché la prima reazione non è stata eccezionale. Non mi ricordo più. Ricordo si è arrabbiato un po'. Senta, però adesso è tranquilla, è serena. Sì, immagino, l'ha tranquillizzata. Senta, quando ha detto pubblicamente mi candido per diventare sindaco di Padova, da quel giorno quanta gente l'ha fermata per strada e le ha detto bravo Giordani, e quanta gente l'ha fermata per strada e le ha detto ma quanto sei matto Giordani? Devo dire che mi hanno fermato tutti dicendomi impegnati, fallo, perché siamo contenti che tu faccia questa cosa. Siamo veramente contenti. La maggior parte degli imprenditori, dei colleghi mi ha detto la stessa cosa, un 2% mi ha detto anche ma chi te la fa fare una cosa del genere, sei matto? Ed è questa cosa che dobbiamo sconfiggere. Se tutti noi ci diamo da fare, tutti, dal cittadino comune
all'imprenditore e diamo un po', basta poco di noi stessi, forse le cose cambiano. Io sono orgoglioso della scelta che ho fatto, non la rinnego, sto facendo sacrifici in termini di tempo, non sono un eroe assolutamente, è un grande sogno fare il sindaco, sono contentissimo di questo. Però se tutti noi diamo qualcosa alla società, a quello che ci ha dato, alla città che ci ha dato i Natali, che ci ha dato sicurezza, affetti, aspetto economico, io penso che andiamo meglio. Vuole dire qualcosa, siamo quasi in chiusura, ai concorrenti di questa che sarà una battaglia politica per le elezioni del Sindaco di Padova? In bocca al lupo a tutti, non ho assolutamente, sono sereno, tranquillo, non ho nessun problema, ognuno porti avanti le sue idee, come ho detto prima abbiamo una grande fortuna che si chiama democrazia, la gente voterà chi preferisce e non c'è problema. Siamo arrivati alla conclusione di questa bella chiacchierata, Sergio Giordani. Io le do la telecamera, adesso lei per 30 secondi, 40 secondi, 50, le do a disposizione quello che vuole, lei potrà dire tutto quello che vuole. Prego. Francamente ho detto finora quello che volevo e quello che potevo. Io dico solo, io mi presto a fare questo compito, che è un compito importante, impegnativo, non sono un politico, non ho mai fatto politica, come si suol dire sono sceso in campo solo per una cosa, per amore della mia città. Io sono convinto che posso dare tanto, assieme agli altri, non da solo non faccio nulla, io ho bisogno di gente, di collaboratori, di amici, di gente che dà suggerimenti, ho bisogno di lavorare con Padova. Penso che abbiamo una città magnifica, che non merita di essere divisa, le risse non servono, gli sproloqui non servono, le offese non servono, cerchiamo di lavorare assieme, Padova, i comuni limitrofi a Padova, perché alla fine abbiamo un obiettivo, migliorare la qualità di vita nostra, dei nostri figli, cosa importantissima, basilare per tutti noi, figli e nipoti. Noi siamo, tutti assieme possiamo fare veramente una grande Padova, perché Padova lo merita. Grazie Sergio. Grazie a voi dell'ospitalità, è stato un piacere. E salutiamo anche i nostri telespettatori ricordandovi e dandovi appuntamento per mercoledì prossimo con una nuova puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Buonanotte.